Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento odierno con Onda Libera. Vorrei proporvi oggi alcuni interventi, seguendo ancora la scia del convegno organizzato da Asimmetrie, l'associazione, il cenacolo, diciamo così, di economisti guidato dal professor Alberto Bagnai. E tra l'altro la documentazione dell'intero convegno di cui stiamo parlando la trovate sul sito asimmetrie.org, un'Europa senza euro, costi e benefici per famiglie e imprese, nelle proposte di economisti e politici europei. Abbiamo ascoltato Paolo Savona, l'antropologo greco Panagiotis Grigoriou, Marcello Foa, giornalista del giornale e docente dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano sulla questione della informazione, cruciale per imporre e più che proporre, per imporre all'opinione pubblica determinati temi, l'intervento di Frits Bolkestein, olandese ex commissario dell'Unione Europea nella Commissione Prodi, e di Hans Olaf Henkel, ex presidente della Confindustria tedesca. Oggi ascolteremo alcuni altri interventi da quel convegno, ma prima di riprendere il filo di quel discorso, che credo offra parecchio materiale per la riflessione anche da un punto di vista non semplicemente propagandistico intorno alle questioni dell'Europa. Sentiremo tra poco un economista dell'Università di Barcellona, Anthony Soi, e a seguire anche un curioso racconto, pochi minuti, ma un episodio mi sembra inedito, raccontato da Giorgio Lamalfa a proposito di Tommaso Padoa-Schioppa e del modo di procedere nella costruzione europea, ma poi naturalmente sentiremo anche altri interventi. Intanto però, prima di tornare al convegno organizzato dal professor Bagnai il 12 aprile scorso a Roma, dal quale andiamo proponendo alcuni estratti, la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani si apre ancora con, siamo in piena campagna elettorale, si può dire, si apre ancora con Berlusconi che attacca Napolitano, profondo rosso al Presidente della Repubblica, l'ho detto in faccia, lei dovrebbe sentire il dovere morale di darmi la grazia, e lo dirà la storia se io sono stato super partes. Berlusconi parla naturalmente in TV, a Mattino 5 su Canale 5. E poi altra notizia di prima pagina, Renzi, il Presidente del Consiglio, che dice bisogna trovare l'accordo sul Senato o faccio un passo indietro, e si rivolge Renzi al suo partito, al Partito Democratico, ai senatori del Partito Democratico. È doveroso tenere conto di Forza Italia, i senatori siano indicati dai consigli regionali, la nostra proposta non è autoritaria, fare veloci è l'unico modo per dare un segnale di credibilità in Europa, dice il Presidente del Consiglio Renzi. Faremo tutti gli sforzi fino all'ultimo giorno per trovare un punto comune, altrimenti sono pronto a fare un passo indietro. A tutti i costi io non ci sto. O così o vado a casa, ha detto il Presidente del Consiglio Renzi incontrando i senatori del PD, del partito di cui è segretario, anche se è l'unico che non versa i soldi, come scrive oggi Franco Bechis su Libero, al suo stesso partito. Dunque Renzi ha sottolineato che tenere dentro Forza Italia nel percorso di riforma è doveroso, vuol dire agli italiani che non ci stiamo scrivendo le regole da soli. Il Premier ha ribadito la proposta di mediazione sulla riforma del Senato, i senatori siano indicati tra i consiglieri regionali, lasciando a ogni regione la modalità di scelta sul come. La proposta di riforma costituzionale può avere dei limiti, ma non accetto, ha detto ancora Renzi, che si dica che è una riforma autoritaria, sottolineando che la sua proposta è in continuità con la proposta dell'Ulivo e della campagna elettorale di Bersani. Dopodiché, ci informa l'agenzia Stefani, l'agenzia ANSA, che quando può ritorna Stefani perché i bei tempi del regime non si scordano mai, Renzi è arrivato a piedi al Senato, salutando e stringendo mani a diverse persone e presentandosi all'edicolante di Piazza Colonna. Signora, siamo vicini di casa e non ci siamo ancora conosciuti, ha detto il Presidente del Consiglio. L'obiettivo è quello di ricompattare i democratici dopo l'incontro di ieri con la relatrice della riforma al Senato Anna Finocchiaro, il capogruppo Zanda. In apertura del suo intervento il Premier ha anche invitato a non badare ai sondaggi perché, avrebbe detto Renzi, ci danno davanti, ma io ho detto ai miei che se li vedo ancora a guardare i sondaggi li meno. L'apertura alla mediazione c'è, anche dopo l'incontro con Napolitano, per fare il punto sul percorso riforme, bla 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 bla, prosegue l'agenzia ANSA Stefani. Mentre, sempre in tema di campagna elettorale, Grillo irrompe all'assemblea Monte Paschi Siena, qui c'è la mafia del capitalismo, dice.
Il leader del Movimento 5 Stelle, al via l'assemblea dei soci del Monte Paschi di Siena, arriva il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, protagonista di un comizio elettorale prima dell'apertura dei lavori. Grillo è entrato nella sede della banca sbagliando, entrando prima negli uffici della banca e annunciando noi veniamo qui, sbagliando tra virgolette ovviamente, facciamo un po' di casino e così facciamo trasparenza. Trasparenza uguale casino e viceversa, c'è una perfetta identità. Questa è la mafia del capitalismo e non la Sicilia, ha detto Grillo. Qui siamo nel cuore della peste rossa e del voto di scambio, ha detto Grillo, sottolineando poi che Monte Paschi Siena è in tutti gli appalti. Il bilancio di Profumo è una visione comica. Io sono un comico e bisogna avere una visione comica per capire i bilanci. Nessuno è in grado di interpretare il bilancio di una banca. Sono parole come nella pubblicità e nelle leggi. Sogno una banca in mano ai piccoli azionisti che possano mandare via Profumo con il click alla Casaleggio da casa. Il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito che se vincerà le elezioni europee chiederà elezioni anticipate. Sul referendum per l'uscita dall'euro avanti. Andremo a trattare, ha detto Grillo, e se non accetteranno i nostri punti faremo il referendum. Raccoglieremo milioni di firme. Referendum che, come tutti sanno, non si può fare. La riunione dell'Assemblea dei soci di Monte Paschi Siena è iniziata con un'ora di ritardo e presieduta da Alessandro Profumo e vede una partecipazione al momento del 34,24% del capitale. Questi alcuni dei titoli di prima pagina dell'agenzia Ansa Stefani in questo momento. Da segnalare ancora l'edizione cartacea del quotidiano La Notizia, che si occupa di Banca d'Italia con un articolo di Stefano Sansonetti che mette in luce il fatto che Banca d'Italia butta 30 milioni di euro per rifare i conti alle banche. Che significa? Rifare i conti alle banche significa che la Banca d'Italia ha ingaggiato una serie di consulenti per una spesa superiore ai 30 milioni di euro per rivedere i bilanci delle banche italiane. È il suo compito, perché Banca d'Italia è l'autority che dovrebbe naturalmente, in teoria, controllare proprio le banche. E invece si affida ai consulenti privati con 30 milioni di euro di spesa per controllare i conti delle banche, che sarebbe il suo compito. Scrive il quotidiano La Notizia in edizione cartacea, ma trovate anche le altre notizie del quotidiano medesimo sul sito internet lanotiziagiornale.it. L'indipendenza di Gianluca Marchi si occupa in primo piano della questione di plebiscito 2013.eu, il movimento che ha organizzato il referendum digitale che ha fatto tanto discutere, e il referendum è stato appoggiato anche da un sacerdote, Don Floriano Pellegrini, che apre la prima pagina del quotidiano di Gianluca Marchi con la questione dell'insostenibilità dell'espressione Repubblica una e indivisibile. Il quotidiano L'Intraprendente invece di Giovanni Sallusti mette in prima pagina un articolo su Milano a firma di Federica Dato. C'era una volta Milano prima di Pisapia, l'onda arancione a colpi di buonismo radical chic si è abbattuta sulla Madonnina e ne ha soffocato lo spirito imprenditoriale, abbandonando le periferie e svilendo la moda e le sue eccellenze. Milano spenta, un dramma per il paese. E sempre rimanendo alle notizie, c'è da segnalare anche questione che non è ripresa, vedo, dall'agenzia Ansa Stefani questa mattina in prima pagina, ma che invece apre la prima pagina del Secolo XIX di Genova. Non ne abbiamo dato conto stamani in rassegna stampa, mea culpa, bomba a Principe, a Genova Principe, e la paura è tornata a Genova. Un ordigno rudimentale è esploso in un cassonetto davanti al commissariato. Subito riparte la pista anarchica, perché volevano far male quelli che hanno messo la bomba. C'è la foto in prima pagina sul quotidiano genovese del cassonetto per la plastica sventrato dall'esplosione a Genova Principe, un ordigno rudimentale ma pericoloso. Il botto 20 minuti dopo le 2 del pomeriggio di ieri, un botto violentissimo da far sobbalzare chi era in casa e per la strada a distanza di centinaia di metri, scrive il quotidiano genovese in prima pagina con Marco Menduni. La città di Genova ripiomba nell'incubo degli attentati dei cassonetti. Una campana per la raccolta differenziata della plastica si sbriciola vicino alla stazione Principe di fronte all'ingresso del commissariato di polizia di Pre. Poi la strada via Balbi viene chiusa. È stato un attentato, arrivano gli artificieri, ci sono i resti di una bottiglietta di plastica riempita di esplosivo, un innesco di rame e un rudimentale timer a molla.
C'è stata l'emergenza, la polizia rivela c'è stata almeno un'ora di paura, la paura che un altro ordigno potesse esplodere lì o in un'altra parte della città, perché la firma dell'attentato sembra implicita nel modo in cui è stata confezionata la bomba e il contenitore utilizzato, quello dei rifiuti, ancora una volta un posto di polizia come bersaglio. Attentato identico a quelli del passato. 30 marzo 2004, 2 bombe davanti al commissariato Foce Sturla, allarme a Genova e nella stessa serata a Milano il 3 marzo 2005, esplosioni davanti alle caserme dei carabinieri nell'estremo ponente cittadino a Pra e a Voltri, nel capoluogo lombardo in via Monti. Prima ancora, con modalità ancor più pericolose, 2 pentoloni pieni di esplosivo e di chiodi, il 9 dicembre del 2002, dopo che la procura aveva spiccato 23 ordini di cattura per gli scontri di piazza del G8 del luglio 2001. Il secondo boato però non arriva nella giornata di ieri, per fortuna, e questa è la principale differenza rispetto al passato, sempre che l'ordigno numero 2 non abbia fatto cilecca. Insomma, una bomba davanti al commissariato a Genova in via Balbi, un ordigno rudimentale ma potenzialmente pericoloso. Paura tra i passanti. Questo a Genova città. Mentre, a proposito di secolo XIX di Genova, c'è anche da segnalare l'articolo di Michele Lombardi in primo piano sulla questione degli 80 euro. I conti già non tornano, prima di averlo distribuito, per gli 80 euro in più è giallo su una possibile manovra addirittura da 20 miliardi di euro. Attenzione al portafogli, il ministro Padoan nega nessun intervento, ma il DEF, il documento di economia e finanza, non spiega dove saranno trovate le risorse per il bonus da 80 euro o giù di lì, o 54 che dir si voglia, per il 2015, per l'anno prossimo. C'è una clausola di salvaguardia decisa dalla precedente legge di stabilità che prevede tagli di 3 miliardi su agevolazioni e accise, cioè se non ci stiamo dentro con le promesse, anche minimali come questa, scatta l'aumento del carburante e delle tasse sulle sigarette. Servono quasi 20 miliardi di euro in più in tutto poi, allargando il raggio, per blindare i conti pubblici. I nodi arriveranno al pettine a settembre, quando il governo metterà in cantiere la legge di stabilità per il 2015, che dovrà finanziare a regime con 10 miliardi il bonus IRPEF da 80 euro, ma dovrà anche fronteggiare altre uscite, dalla cassa integrazione alle spese obbligate, e soprattutto avrà il compito, la prossima finanziaria o legge di stabilità, di ridurre il deficit pubblico, cioè la differenza fra entrate e uscite su base annua, guidandolo verso il pareggio di bilancio, che è slittato di un anno per effetto del documento di economia e finanza appena varato. Decisioni scomode che per ora Palazzo Chigi non intende avallare. Si dice sempre così, notizie infondate, non è vero, non ci sarà alcuna manovra, ma i conti non tornano per una ventina di miliardi. È giallo sulla manovra da 20 miliardi, staremo a vedere. E infine, tornando al tema dell'indipendenza del Veneto, va segnalato un articolo di Mariano Maugeri sul Sole 24 Ore di oggi, il referendum che blocca il Veneto, il Consiglio regionale deve esprimersi sulla legge che indice la consultazione, ma la prossima seduta è stata fissata il 10 di giugno. La questione veneta, scrive Maugeri sul quotidiano di Confindustria oggi, ruota attorno al tema dell'autonomia e dell'indipendenza, una questione scottante che provoca e ha provocato una sospensione lunga quasi 3 mesi dei lavori del Consiglio regionale, ultima seduta plenaria il 21 marzo scorso, la prossima il 10 di giugno. Colpa delle europee, dicono in Consiglio regionale del Veneto. Di mezzo ci sono anche le amministrative, perché in contemporanea col voto per il Parlamento europeo vanno alle urne 345 comuni veneti, tra cui spicca Padova, unico capoluogo di provincia. Il Consiglio regionale ha preso la palla al balzo delle europee, scrive il Sole 24 Ore, per rinviare a dopo le elezioni una discussione che si annuncia incandescente. L'argomento qual è? È la legge sul referendum consultivo, la risoluzione numero 342, che ha come oggetto l'indipendenza del Veneto. Approvata il 1 di aprile a maggioranza, i consiglieri del PD sono usciti dall'aula, dalla Commissione Affari Costituzionali. E non era un pesce d'aprile, sottolinea il Sole 24 Ore. A drammatizzare la situazione ci hanno pensato poi i carabinieri del ROS, che nella notte tra l'1 e il 2 aprile hanno fatto scattare le manette a un gruppo di 24 venetisti
Da lì a qualche settimana sono scesi in piazza i sostenitori di plebiscito.eu, ideatori del referendum online sull'indipendenza, che a Vicenza hanno riunito i loro militanti per chiedere la liberazione dei patrioti veneti. Il governatore Luca Zaia propendeva per una pausa, anche se la linea è stata acclarata con una serie di dichiarazioni ufficiali che vanno nella stessa direzione. Il Consiglio regionale è sovrano, ha ripetuto Zaia. Tocca insomma al Consiglio regionale pronunciarsi sul referendum consultivo per l'indipendenza, una scelta che molti giudicano pilatesca, scrive il Sole 24 Ore, che comunque ha procrastinato molto al di là del 25 maggio la discussione su un tema che avrebbe meritato un esame non così ritardato. Insomma, il Sole 24 Ore ci gioca su questa questione dei tempi. Nella sostanza, il Sole 24 Ore è a favore dell'indipendenza del Veneto o no, per ridurla ai minimi termini? La questione naturalmente non è riducibile ai minimi termini, non è semplificabile oltre un tot, però insomma sta di fatto che, adesso bene o male, il Consiglio regionale dovrà occuparsi di questa questione, cioè del referendum per l'indipendenza del Veneto, il Consiglio regionale del Veneto. Pubblicità e poi torniamo invece al convegno Un'Europa senza euro, costi e benefici per famiglie e imprese, interventi di economisti e politici europei, 12 di aprile scorso a Roma, organizzato da Asimmetrie e rintracciabile nella sua completezza anche audio-video il convegno in questione sul sito asimmetrie.org, convegno curato dal professor Alberto Bagnai. Salve, sono Giovanna. ...23 44 22. Quest'anno Pontida si fa in 4. 1, 2, 3, 4 maggio. Quest'anno a Pontida convegni su indipendentismo, identità, territorio, lavoro, concerti gratuiti a chilometro zero nel più grande evento dell'anno. Giovedì 1 maggio, mentre sul palco romano sfileranno i soliti big della musica commerciale allineata, a Pontida alle ore 21 si terrà il concerto gratuito di Davide Van der Sfros. Davide Van der Sfros in concerto gratis giovedì 1 maggio, ore 21 a Pontida. Tutte le informazioni sul sito www.leganord.org. Torniamo allora al 12 aprile scorso a Roma, convegno sull'Europa senza euro organizzato dal professor Bagnai, riascoltabile per chi vuole per intero sul sito asimmetrie.org, da abbinare al sito bastaeuro.org. Per quanto concerne invece, e tra l'altro poi sentiremo il professor Claudio Borghi direttamente anche in questo convegno organizzato da
Alberto Bagnai il 12 aprile scorso, con un parterre, diciamo così, di intervenuti abbastanza interessante, anzi direi parecchio interessante, visto che abbiamo sentito parlare anche Fritz Bolkestein e Hans Olaf Henkel, rispettivamente ex commissario europeo ai servizi nella Commissione Prodi e ex presidente di Confindustria, candidato per il partito Alternative für Deutschland e Alternativa per la Germania alle prossime elezioni europee. Adesso ascoltiamo invece l'intervento di Anthony Soi, economista dell'Università di Barcellona, che è un intervento piuttosto breve, è un piccolo estratto, diciamo così, dal convegno medesimo. Non ve li propongo tutti naturalmente gli interventi, e poi passiamo alla seconda parte con una rivelazione, tra virgolette, appunto di Giorgio Lamalfa su Tommaso Padoa-Schioppa, ma più che su Padoa-Schioppa in sé, sul processo di costruzione dell'Europa. Qual è lo schema mentale e programmatico e operativo dei costruttori di questa Europa, perché poi non si parla di un'Europa astratta, ma di questa che abbiamo sotto agli occhi e nelle tasche oggi. Comunque andiamo con ordine. Anthony Soi, economista dell'Università di Barcellona. Come oggi non posso parlare in la mia lingua, in catalano, una lingua che parlano più di 10 milioni di persone, molte di più che qualche lingue che sono ufficiali nell'Unione Europea. Abbiamo parlato e deciso con Alberto che io parleremo in italiano, questa bella lingua con la quale il catalano ha tanti aspetti in comune. Ma io sono un autodidatta dell'italiano, io non ho mai studiato italiano, e allora demanderò la vostra comprensione per i tanti errori che vado a fare. È un piacere essere qui a questo convegno internazionale organizzato da Simmetrie e l'European Solidarity Manifesto. Devo ringraziare molto specialmente al professore Bagnai per il suo invito e la sua ospitalità, e anche per la sua eccellente organizzazione del convegno. Io sono un entusiasta seguitore tra i blog e tra Twitter del dibattito in relazione all'euro in Italia, e devo dire che il dibattito in Spagna è molto più povero. È più povero a livello politico, a livello accademico e anche nei social media. La posizione ufficiale in Spagna è che la Troika ha ragione. Ci dice correttamente quello che si deve fare, e il governo di turno, sia da centrodestra o da centrosinistra, semplicemente lo fa. Per la posizione presumibilmente critichi, il problema non è l'euro, ma sono le politiche d'austerità. Per quelli che sono in questa posizione, se si attuate con politiche espansioniste, l'euro non sarebbe nessun problema. Quindi la gente come me, i critici con l'euro in Spagna, ci sentiamo abbastanza soli e isolati. Tuttavia, è interessante dare alcuni dati quantitativi e conoscere alcune realtà qualitative per conoscere meglio la situazione reale in Spagna. Dagli ultimi dati dall'Eurobarometro, dall'autunno del 2013, solo il 48% degli spagnoli sono ottimisti sul futuro dell'Unione Europea. Il 48%. In 2007 erano il 74%. Per quanto riguarda l'euro, in 2013 il 56% era ancora a favore dell'euro e il 37% era contro. Ma quest'ultimo percentuale sta aumentando rapidamente. Dall'implementazione dell'euro, la Spagna, come gli altri paesi periferici, sta vivendo una crescente instabilità
dal punto di vista economico, sociale e politico. Paul de Groof, l'economista professore alla London School of Economics, ha calcolato che l'Espagna avrà bisogno da 12 a 25 anni per dimezzare i suoi livelli di debito. Più recentemente Patrick Artus da Natixis, una banca di investimento, ha concluso che ritornare al livello pre-crisi della disoccupazione in Spagna, per l'Espagna avrebbe bisogno da 25 anni. Oggi il tasso di disoccupazione in Spagna è al 26% e il tasso di disoccupazione dei giovani è al 55%. Patrick Artus dice anche che per ridurre gli indici del debito pubblico e privato in percentuale del prodotto interno lordo a un livello sostenibile, l'Espagna avrà bisogno di 5 anni per il deleveraging pubblico e da 14 anni per il deleveraging privato. In Spagna è molto più importante il debito privato che il pubblico. Anche Artus dice che un ritorno alla solvabilità delle famiglie richiederà il ritorno a livelli di debito sostenibile e a livelli di disoccupazione più normale, e il ritorno alla solvabilità delle imprese richiederà il recupero di una redditività normale. E finalmente dice che la ricostruzione della capacità di produzione distrutta durante la crisi avrà bisogno di molti anni a causa delle grandi perdite nella capacità di produzione nella industria. Insomma, è come Martin Wolf, l'influente capo dei commentatori economici dal Financial Times, ha dichiarato in una recente visita in Spagna: la crisi continuerà ad essere importante in Spagna almeno fino al 2025. Intanto, e da un punto di vista sociale, le disparità nella distribuzione del reddito e della ricchezza sono aumentati drammaticamente in Spagna, provocando da una parte una profonda crisi nella classe media, dall'altra parte un crescente divario sociale tra le classi medio-alte e alte da un lato e le classi medio-basse e basse dall'altro, che queste ultime vivono sempre di più in condizioni di povertà. Fino ad ora non c'è stata alcuna grande esplosione sociale, ma ci sono crescenti proteste e manifestazioni contro le politiche di austerità, sia settoriale o generale. E c'è anche la crescita dei movimenti sociali organizzati contro gli sfratti, penso che gli sfratti in inglese sono le evictions, contro alcune attività fraudolente nel sistema finanziario durante gli anni della crescita economica e contro i tagli nella spesa nei servizi pubblici, la scuola, la sanità o i servizi sociali, per esempio. Infatti, le politiche di austerità attivate in Spagna non hanno permesso di raggiungere quello che sembrava essere il suo obiettivo principale, migliorare l'equilibrio del settore pubblico. Al contrario, il deficit pubblico praticamente non è diminuito, mentre è ancora in aumento il rapporto tra debito pubblico col prodotto interno lordo e attualmente è già intorno al 100% del prodotto interno lordo, quando nel 2007 è stato di circa il 40%, dal 40 al 100%. In Spagna, come negli altri paesi periferici, le politiche di austerità portano a un circolo vizioso di recessione, deficit pubblico e debito pubblico. Come ha detto più volte il professore Bagnai, l'euro significa svalutazione interna, dato che i paesi della zona
euro non possono svalutare la moneta e quindi l'euro implica austerità. E se si sostituiscono le politiche di austerità dalle politiche espansive, come alcuni propongono, non si risolvono i problemi dei paesi periferici, perché con l'esistenza dell'euro, che significa tassi di cambio fissi, li comporterà problemi crescenti nel saldo con l'estero. Il processo di globalizzazione ha comportato una crescente finanziarizzazione economica come la ultima fase della mondializzazione, è quello che Hyman Minsky ha chiamato the money manager capitalism. Ciò significa che la preeminenza della deregolamentazione dei mercati finanziari internazionali, con l'indipendenza, tra virgolette, delle banche centrali e il finanziamento dei deficit pubblici e i debiti pubblici attraverso obbligazioni, il che significa la dipendenza degli Stati dai mercati finanziari internazionali. Nella Unione Europea questo è reso attraverso l'articolo 63 dal Trattato di Lisbona, che dice: sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e paesi terzi. Questo articolo vuol dire che tutti i movimenti di capitali intra ed extra europei saranno assolutamente liberi. La conseguenza è che le politiche economiche nazionali saranno limitate e controllate dalla capacità di normalizzazione e di controllo dei mercati finanziari internazionali. I paesi dell'Unione Europea non hanno nessuna possibilità di attuare politiche economiche sovrane e discrezionali. È la fine della sovranità degli Stati, la fine della possibilità di fare politiche economiche nazionali. Grazie. E questo era l'intervento di Antoni Soi, economista dell'Università di Barcellona. Chiaro, sintetico e anche con un omaggio alle istanze indipendentiste attraverso la questione della lingua catalana all'inizio dell'intervento. Ma adesso io vorrei proporvi qualche minuto soltanto di un intervento della seconda parte del convegno, che era molto più tecnica, per cui sorvoliamo un po'. Peraltro, ripeto, chi vuole documentarsi in maniera totale e ascoltare anche se vuole tutta la giornata di lavori, perché i lavori si sono protratti per un'intera giornata, può andare sul sito asimmetrie.org, dove c'è la registrazione integrale. Comunque io vorrei proporvi invece questi pochi minuti dell'intervento di Giorgio Lamalfa nella seconda parte dei lavori all'inizio del pomeriggio, perché racconta un paio di cose, poi anzi fondamentalmente una cosa relativa a Tommaso Padoa-Schioppa, ma utile anche per capire la strategia di costruzione di questa Unione Europea. Una volta io ebbi una discussione con Padoa-Schioppa, un uomo intelligente che aveva collaborato con Delors, e gli dissi 10 anni fa, guarda che l'euro non può funzionare. Mi rispose Padoa-Schioppa: tu credi che noi non lo sappiamo? Quel noi erano noi di Bruxelles, diciamo così, e chi non lo sa, noi lo sappiamo, e siccome sappiamo che l'Europa procede così, fa un passo avanti, poi ha una crisi, poi farà un altro passo avanti, noi facciamo la moneta unica. Verrà la crisi e i paesi saranno obbligati a fare anche il passo dell'unione politica, ma la democrazia non funziona così. I popoli europei, e lo faranno vedere nelle votazioni del Parlamento europeo che vengono, dove verranno votati partiti che io non vorrei mai vedere rafforzati come saranno rafforzati in Francia o in Olanda, partiti di questo genere, ma che prenderanno molti voti, perché se ai cittadini dell'Europa gli viene detto voi dovete per forza andare avanti, anche se non è nel nostro... In Germania il partito del professor Henkel prenderà
ed è un partito moderato, sembrerebbe il partito repubblicano di cui io facevo parte in tutto il dopoguerra, prenderà il 10% dei voti, e mi fa piacere che lo prenda un partito di centro e non un partito estremista, ma ai popoli non gli si può imporre una soluzione politica se quella soluzione politica non è voluta dai popoli o desiderata. Questa è la contraddizione in cui siamo. E finisco. Il professor Vesperini ha dato un'analisi molto precisa ma molto allarmante. Ha detto ci sono 3 strade: l'uscita dei paesi deboli, l'uscita di un paese forte come la Germania, la fine di tutto, diciamo così. E ha detto l'uscita dei paesi deboli non può funzionare perché gli effetti sui loro bilancio dei pagamenti, debito pubblico e così via sarebbe drammaticamente negativo. Poi ha detto l'uscita del paese forte come la Germania non avverrà, perché finché la Germania può stare dentro in un sistema che tutto sommato gli consente una grandissima competitività internazionale e gli riduce la competitività europea per le sue produzioni, perché dovrebbe uscire? Cioè finché la Grecia, l'Italia, la Spagna sopportano le conseguenze di queste politiche, per quale ragione la Germania deve dire io ci rinuncio a queste politiche, quindi non avviene. E l'uscita di tutto quindi il problema politico davanti al quale noi ci troviamo, un problema serio dell'Europa, è che non c'è una via d'uscita da una situazione che invece la maggior parte ormai della classe dirigente. 5 anni fa un dibattito così non ci sarebbe stato. Cioè 5 anni fa parlare o riunire degli studiosi europei per parlare di queste cose in termini seri come si sono parlati, non ci sarebbe stato un dibattito di questa natura. Il problema è che la soluzione di un problema, avendo fatto una frittata per così dire, è molto difficile tornare alle uova, diciamo. Questo è un problema di cui diciamo. Allora io concluderei così. Io penso che, ha detto il professor Vesperini nella parte finale, ha detto qui bisogna che l'Italia e la Francia prendano posizioni ferme e comuni in seno al Consiglio europeo. Io penso che alla Germania vada posto il problema molto seriamente, dicendo qui nessuno vuole avere per così dire assicurato il proprio reddito dai propri vicini, nessuno di noi chiede questo, ma se noi abbiamo bisogno di un tasso di cambio che consenta alle nostre imprese di poter esportare nel mondo, non possiamo neanche accettare una politica della Banca Centrale Europea che è una politica che in un certo senso ci uccide. Quindi se non è possibile avere una politica che possa servire a tutti, allora bisogna studiare con molta serietà la possibilità di fare un passo indietro, altrimenti se questo non viene fatto con serietà probabilmente si sfascerà l'euro in un clima nel quale il rischio che noi corriamo è che la crisi dell'unione monetaria travolga tutti i passi avanti che l'Europa ha fatto nel dopoguerra. Cioè noi nel dopoguerra non abbiamo cominciato con l'unione monetaria, abbiamo cominciato con l'unione doganale, poi con la libertà del movimento delle persone, delle merci, poi dei capitali, delle idee. Il rischio che noi corriamo è che se l'euro non viene o modificato profondamente o abbandonato, noi rischiamo di travolgere con l'unione monetaria anche l'unione politica, l'avvicinamento fra l'Europa, che ha consentito di trasformare l'Europa dal continente delle guerre al continente della pace. Questo è il pericolo politico che io vedo nella situazione di oggi. Bene, questo era Giorgio La Malfa, ma vorrei chiedere adesso alla regia di ripuntare proprio all'inizio la frase che La Malfa cita, che gli è stata detta da Tommaso Padoa-Schioppa, così nella sua semplice efficacia. Una volta io ebbi una discussione con Padoa-Schioppa, un uomo intelligente che aveva collaborato con Delors, e gli dissi 10 anni fa, guarda che l'euro non può funzionare. Mi rispose Padoa-Schioppa, tu credi che noi non lo sappiamo? Quel noi
noi erano noi di Bruxelles, diciamo così. E chi non lo sa? Noi lo sappiamo, e siccome sappiamo che l'Europa procede così, fa un passo avanti, poi ha una crisi. Allora, Tommaso Padoa-Schioppa, e sottolinea giustamente la Malfa, quel noi significa noi di Bruxelles, cioè noi che l'abbiamo costruita questa moneta e questa Europa. Ma tu credi che noi non lo sappiamo, che questa roba non funziona? Naturalmente da questa rivelazione, fra virgolette, da questo racconto di La Malfa possono discendere numerose domande. Uno si può domandare, ma se quelli che l'hanno concepito, tipo i Padoa-Schioppa, erano consapevoli che non avrebbe funzionato? Del resto Mario Monti ci ha anche spiegato che il tutto procede per strappi, per crisi. Le crisi successive sono tutte funzionali all'instaurazione di un progetto. Allora forse vuoi vedere che uno anche privo di qualsiasi risvolto di mentalità complottista qualche domanda comincia a farsela, perché noi non lo sappiamo, dice Tommaso Padoa. Tu credi che noi non lo sappiamo che l'euro non funziona, che la moneta non va bene, che questa Europa non funziona? L'abbiamo fatto consapevolmente questo progetto. Allora uno si domanda il perché. Poi naturalmente questo aprirebbe ad altre ipotesi definite tipicamente complottiste, però il punto di domanda rimane: se quelli che l'hanno concepito, prendendo per buono, e non c'è motivo per dubitarne, le parole di La Malfa, che sono riferite a quello che ha pronunciato, che ha detto Padoa-Schioppa, se quelli che l'hanno concepito erano consapevoli del fatto che stavano concependo un mostro, una cosa che non funzionava, sulla pelle dei popoli poi oltretutto, perché non si gioca con queste cose, allora le domande naturalmente vengono fuori a fiotti, a sorgente. Comunque era un aspetto credo interessante di ciò che è la costruzione dell'Europa, è stata ed è, continua ad essere, nelle parole di La Malfa. Adesso ascoltiamo invece la terza parte dei lavori, alcuni estratti naturalmente dalla terza parte dei lavori, ma prima una piccola puntualizzazione, perché avrete sentito già nel corso anche di stamani, ma anche delle precedenti puntate dove abbiamo mandato altri interventi, da questo convegno Un'Europa senza euro, avete sentito far riferimento a un manifesto, il manifesto di solidarietà europea, che è stato firmato a Bruxelles il 24 gennaio del 2013, firmatari anche il professor Bagnai, che organizza il convegno di cui stiamo mandando in onda gli estratti, e il professor Borghi Aquilini, che sentiremo tra poco. Cosa dice questo manifesto di solidarietà europea, firmato anche da numerosi altri economisti, oltre ad Alberto Bagnai, Claudio Borghi Aquilini, Brigitte Granville, professore di economia all'Università Queen Mary di Londra, lo stesso Hans Olaf Henkel, che oltre che ex presidente della Confindustria tedesca e candidato di Alternative für Deutschland alle prossime europee, è stato anche professore all'Università di Mannheim, e altri economisti, diversi economisti, che hanno firmato appunto questo manifesto di solidarietà europea, fra i quali Jacques Sapir, Juan Francisco Martín Seco, non ve le sto a elencare tutti, naturalmente quelli che conosciamo sono i primi firmatari, Alberto Bagnai e Claudio Borghi Aquilini, più Hans Olaf Henkel, eccetera. Ebbene, cosa dice questo manifesto di solidarietà europea firmato il 24 gennaio del 2013? Il manifesto parte da una constatazione, diciamo così, che l'Eurozona, cioè la creazione della moneta unica per i 18 paesi che vi aderiscono, nella sua forma attuale è diventata una seria minaccia al progetto di integrazione europea, perché la creazione dell'Unione Europea e del mercato comune europeo sono state fra le maggiori conquiste dell'Europa post-bellica in campo politico-economico. Ma la creazione della moneta unica è diventata una minaccia a questo progetto di integrazione europea, recita il manifesto. I paesi meridionali dell'Eurozona sono intrappolati nella recessione e non possono ristabilire la propria competitività svalutando le proprie monete. D'altra parte ai paesi settentrionali si chiede di mettere a rischio i benefici delle proprie politiche finanziarie prudenziali, di rigore, diciamo così, e ci si aspetta dai paesi del nord Europa che, in quanto benestanti, finanzino i paesi del sud attraverso infiniti salvataggi. Questa situazione rischia di portare allo scoppio di gravi disordini sociali nell'Europa meridionale e di compromettere profondamente il sostegno dei cittadini all'integrazione europea nell'Europa settentrionale. È una dinamica che rispecchia quella, se vogliamo, ravvisabile anche in Italia, fra Italia del Nord e Italia del Sud per certi versi. L'euro dunque, invece di rafforzare l'Europa, sostengono i firmatari di questo manifesto di solidarietà europea, tra i primi Bagnai e Borghi Aquilini,
Questa situazione rischia di portare a gravi disordini e dunque ci vuole una strategia per uscire da questa situazione che compromette profondamente il sostegno dei cittadini all'integrazione europea nell'Europa settentrionale. Gravi disordini al sud e problemi anche di adesione all'integrazione europea nell'Europa settentrionale. L'euro dunque, invece di rafforzare l'Europa, ha prodotto divisioni e tensioni che minano profondamente le fondamenta dell'Europa stessa e del mercato comune europeo. Quindi, fatta questa analisi, cosa propongono i firmatari del manifesto di solidarietà europea? Una strategia per uscirne da questa contraddizione anche rischiosa. La strategia che offre le migliori possibilità di salvare l'Unione Europea, definita dai firmatari del manifesto come la conquista più preziosa dell'integrazione europea. La strategia dunque che offre le possibilità migliori di salvare l'Unione Europea è una segmentazione controllata della zona euro. Attraverso che cosa? Attraverso l'uscita decisa di comune accordo dei paesi più competitivi. L'euro potrebbe rimanere dunque per qualche tempo moneta comune dei paesi meno competitivi e ciò potrebbe portare in definitiva al ritorno delle valute nazionali o a differenti valute, differenti monete adottate da gruppi di paesi omogenei. Questa soluzione sarebbe un'espressione di vera solidarietà europea, da qui il nome del manifesto, di solidarietà europea. Un euro più debole, sostengono i firmatari di questo manifesto, migliorerebbe la competitività dei paesi dell'Europa meridionale e li aiuterebbe a uscire dalla recessione per tornare alla crescita economica. Un euro più debole ridurrebbe anche il rischio di panico bancario e il collasso del sistema bancario nei paesi dell'Europa meridionale, che potrebbe verificarsi se questi paesi fossero costretti ad abbandonare l'Eurozona o decidessero di farlo per pressioni dell'opinione pubblica nazionale prima di un abbandono dell'Eurozona da parte dei paesi più competitivi. La solidarietà europea sarebbe ulteriormente sostenuta trovando un accordo su un nuovo sistema di coordinamento delle monete europee per la prevenzione di guerre valutarie o di eccessivi fluttuazioni dei cambi fra i paesi europei. Naturalmente sarebbe necessario, almeno in alcuni dei paesi dell'Europa meridionale, un abbuono, un taglio, in inglese un haircut, taglio dei capelli, dei debiti, non dei capelli. La dimensione di questi tagli, cioè bisogna abbuonare una parte del debito dei paesi, almeno alcuni dei paesi dell'Europa meridionale. La dimensione di questi tagli e il loro costo per i creditori, però, sarebbero inferiori rispetto al caso in cui questi paesi restassero nell'Eurozona e le loro economie continuassero a crescere al di sotto delle proprie potenzialità, soffrendo un'elevata disoccupazione. Messa in questi termini, l'uscita dall'Eurozona non implicherebbe che le economie più competitive non debbano sopportare un costo per la diminuzione dell'onere del debito dei paesi in crisi. Tuttavia, ciò accadrebbe in circostanze nelle quali il contributo dei paesi più competitivi aiuterebbe le economie, quelle del sud Europa, a tornare a crescere, al contrario di quanto accade con gli attuali salvataggi cosiddetti che non ci stanno portando da nessuna parte. Perché, secondo i firmatari del manifesto di solidarietà europea, questa strategia è così importante? Perché è nostro comune interesse, sostengono, che l'Unione Europea torni alla crescita economica, perché la crescita economica è la miglior garanzia per la stabilità e la prosperità dell'Europa. La strategia di segmentazione controllata della zona euro faciliterà il conseguimento di questo risultato nei tempi più rapidi. Questa è la posizione dei firmatari del manifesto di solidarietà europea che sono ritrovati in gran parte in questo convegno. Poi sulla fattibilità o meno e sul grado di empiricità, di pragmatismo, di realizzabilità di queste ipotesi potremo discutere. In ogni caso questo è il punto di vista dei firmatari del manifesto di solidarietà europea, tra i primi firmatari Bagnai e Borghi Aquilini. Riprendiamo allora con la terza sessione dei lavori, quella introdotta proprio dal professor Claudio Borghi Aquilini, e sentiremo poi, non oggi tutto naturalmente, ma comunque altri interventi, man mano anche quelli dell'economista Kostas Lapavitsas, economista dell'Università di Londra, ma naturalmente di origini greche, sul disastro dell'euro, e l'intervento anche del professor Alberto Bagnai, tra le altre cose, oltre che l'intervento di un sostenitore invece della moneta unica, il
professor Riccardo Puglisi dell'Università di Pavia, ricercatore di politica economica. Andiamo con ordine e sentiamo l'introduzione dei lavori da parte del moderatore della terza parte di questo convegno, cioè il professor Borghi Aquilini. Sempre così, per i strani casi del destino, no? Ci troviamo qua in un'assemblea dove in questo gruppo di firmatari del manifesto di solidarietà europeo abbiamo due persone che saranno candidate all'Europarlamento e sono uno tedesco e uno italiano, per dire Hans Olaf e me, che incredibilmente sarebbe in teoria un filo di speranza, perché dice è possibile evitare il conflitto fra Italia e Germania, è possibile lavorare insieme per una separazione consensuale, che sarebbe probabilmente la cosa migliore e più indolore per tutti. Non è un messaggio da poco, perché se noi andiamo soltanto dal punto di vista del conflitto, allora poi dopo bisogna prepararsi. Questa sezione parlerà del punto di vista dell'uscita da sud, vale a dire, quello che propone il manifesto di solidarietà europeo è la cosa più logica e più indolore. Dall'alto se ne vanno. È come dire che in questo momento l'unione monetaria è una pila di monete, la maniera migliore per smantellarla è toglierle da sopra, una dopo l'altra. Viceversa, l'aspetto da sotto, vale a dire se ci dicono di no, diventa più problematico, perché se io voglio togliere dalla pila di monete l'ultima moneta sotto, occorre il colpo secco e non sempre ci si riesce. Per cui diventa un po' più complicato pensare alla prospettiva di uscita da sotto e quindi per le cose miracolose abbiamo qui Bagnai, no? Giustamente. E adesso io faccio parlare prima Costas, poi Puglisi, poi Bagnai, ma la verità è che io voglio porre un problema, solo uno. Nel momento stesso in cui si dice tutto quello che potrebbe essere costoso, tutto quello che potrebbe essere dannoso dal punto di vista dell'uscita di un paese dal sud, e allora uno può citare i debiti in legislazione estera e tutte queste cose, mi sembrano tanto degli argomenti simili a quello che in presenza di una nave che affonda uno dice ma ho appena mangiato, non posso mica tuffarmi. Non posso mica tuffarmi perché c'è il rischio che mi faccia male. Me l'ha detto la mamma che bisogna aspettare 5 ore dai pasti prima di tuffarmi, poi dopo rischio di avere una congestione. E no, non è così, cioè se noi sappiamo che le cose sono inevitabili, allora bisogna andare, quale che siano i costi iniziali, perché sennò tanto poi dopo le cose si riproporranno con costo maggiore. Quindi questa è la mia opinione e ora a questo punto lascio la parola per la prima relazione a Costas Lapavitsas, che ascolteremo domani, economista greco, ma che lavora all'Università di Londra, con un intervento dal titolo Il disastro dell'euro, che ascolteremo anzi domani. Questa era solo l'introduzione alla terza parte dei lavori di questo convegno del 12 di aprile scorso a Roma, organizzato dal professor Bagnai e dall'associazione Asimmetrie, e ascoltabile per intero sul sito asimmetrie.org. Intanto noi tra poco, dopo una pausa musicale, un paio di pause musicali in fila, perché ascoltiamo 2 voci femminili, dopo tra qualche minuto apriremo una finestra che sarà quotidiana più o meno con i candidati alle prossime europee, con i candidati al Parlamento europeo. Faremo una piccola finestrella ogni giorno per approfondire questi temi e per metterci nell'ottica appunto delle elezioni europee. Intanto però, a proposito di Europa e di Grecia, ieri sera a Milano al Teatro Studio c'è stato un concerto di Savina Iannatu, cantante che fonde la tradizione greca con quella spagnola, ma soprattutto sefardita, cioè con la tradizione ebraica degli ebrei di Spagna.
Grecia e Spagna, che sono due paesi, tra l'altro, al centro delle politiche cosiddette di aiuto salvataggio, chiamatele come volete, insomma, di aiuto alle banche e alla finanza, che ben conosciamo ormai, 240 miliardi di euro per la Grecia, con i risultati pessimi che tutti hanno potuto vedere sotto il profilo della qualità della vita quotidiana e anche sotto il profilo dei numeri della finanza pubblica. Debito pubblico e PIL, disastro della Grecia, nonostante 240 miliardi, e l'Italia ha dato 50 passa miliardi di euro soltanto nell'ultimo anno per portare avanti queste politiche di cosiddetto aiuto. 50 miliardi di euro, non lo dicono più i propagandisti, lo dicono i dati ufficiali di Banca d'Italia e della finanza pubblica, dell'Istat. È certificato, i soldi li abbiamo messi anche lì. Comunque ieri c'era a Milano questa cantante che adesso vi propongo, Sabina Iannatu, con un piccolo pezzo tutto vocale, una matica deruda, canzone sefardita, cioè canzone tradizionale degli ebrei di Spagna, interpretata da una cantante greca che mette insieme diversissimi impulsi, partendo da quella città della Grecia, Salonicco, che anche fisicamente all'inizio del Novecento è stato un po' un punto di incrocio fra comunità ebraiche, serbe, greche, turche, insomma un crogiolo, come si diceva una volta, di impulsi diversi. In questo caso ascolteremo una breve canzone, 1 minuto e 40, un pezzo tradizionale sefardita, ripeto, cioè della tradizione ebraico-spagnola. Ma di farvi un giro, teatroponchielli.it, tra l'altro, è il sito, nel programma delle celebrazioni di Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi, musicista cremonese, nato nel 1567, morto a Venezia nel 1643, compositore che segnò il passaggio dalla musica rinascimentale alla musica barocca, uno dei più grandi innovatori della storia della musica, non solo su scala italica, diciamo così, anzi, qui quando si parla di musica forse è perfino limitativo far riferimento alle ore, ma comunque un grande musicista nato a Cremona e al quale la città di Cremona dedica questo festival di musica monteverdiana, il Festival Monteverdi, che inizia il prossimo 2 maggio, il 2, 3 e 4 maggio, e che si protrae praticamente per tutto il mese, suddiviso in padiglioni e nazioni. Sul sito del Teatro Ponchielli, teatroponchielli.it, e sulla Padania di oggi trovate il programma molto stimolante, ci sono contaminazioni musicali in senso buono anche con il jazz. In ogni caso il Festival Monteverdiano inizia questo fine settimana e a questo proposito, giracchiando per la rete, ho scovato un altro pezzo di una cantante che abbiamo imparato a conoscere il venerdì prima di Pasqua, ovvero Nuria Vial, cantante catalana anche lei come il professor Anthony Soi, che canta di Claudio Monteverdi Quel sguardo sdegnosetto. Allora ascoltiamo queste due voci femminili, Sabina Iannato e Nuria Vial, in successione.
Bene, era Claudio Monteverdi, niente meno, quel sguardo sdegnosetto, in omaggio al Festival Monteverdiano che a Cremona tiene banco per tutto maggio. Intanto però, dicevo prima, apriamo una finestra che sarà quotidiana sulle prossime elezioni europee e diamo il buongiorno, il benvenuto stamani a Gianluca Buonanno, candidato per la Lega Nord nella circoscrizione di Nord-Ovest. Buongiorno, Ciao. Buonanno, buona giornata. Ciao a tutti. Gianluca. Ciao, ciao. Allora, Gianluca Buonanno che immagino seduto a cavalcioni sul pesce spada, poi spiegherà lui, spiegherà lui il perché del pesce spada. Io non voglio togliere la curiosità a chi ci ascolta, però su Facebook. Allora, vi annuncio una cosa che è in diretta. Tra 10 minuti con voi. Che succede? Sono convocato dal Presidente della Camera sulla questione della spigola che ho tirato fuori in Parlamento, dove la Boldrini difende i clandestini, dice che è una vergogna, che non li trattiamo bene, cosa già non vera, e quindi mi darà una punizione esemplare, mi ha detto, e siccome io vado lì e le dirò quello che penso di lei e degli atteggiamenti che ha e del fatto che prima dobbiamo pensare alla nostra gente e non ai clandestini che sono in giro per l'Italia a decine di migliaia e nessuno fa niente, comprese le malattie e compagnie belle, abbiamo la nostra gente che va anche nel bidone dell'immondizia a cercarsi da mangiare. Il pesce spada è che se sarò eletto in Europa non vado con la spigola in quel Parlamento, ma vado col pesce spada perché voglio infiltrare tutti quei boiardi di Stato, quei pancazzisti che ci sono su a Bruxelles, perché ci siamo rotti le palle di quella gente che sta rovinando tutto il nord e non solo. A proposito però della prima questione, hai detto tra pochi minuti la Presidente della Camera avrà a che fare con te, spigola o non spigola, ma comunque per la questione della spigola, no? Sì. In aula. Sì, perché lei difende i clandestini ma mangia la spigola, no? Lei dice tanto che qui la gente sta troppo bene, poi con l'aereo di Stato va non invitato al funerale di Mandela, si porta anche il fidanzato sopra l'aereo di Stato, quello va bene. Chiede che per la figlia ci sia la guerra del corpo, anche carina, perché la figlia deve avere persone carine intorno. Ecco, questa è la Boldrini. Che tra un po', eserciterà il suo potere nei tuoi confronti. In che modo? Sì, ma c'è una specie di tribunale, tra virgolette, una quarantina di persone da lei presiedute come Presidente della Camera, che praticamente mi processa. Chiede perché io ho fatto determinate cose, sia sulla spigola e il giorno dopo quando ho tirato fuori dei cartelli contro l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Ieri ero a Quinta Colonna su Rete 4 e ho attaccato perché l'immigrazione clandestina che questo Parlamento ha praticamente abolito grazie a questo governo, nel più piccolo Stato del mondo, cioè la Città del Vaticano, è presente. Cioè noi abbiamo il Santo Padre che ha il reato di immigrazione clandestina, quindi in Città del Vaticano non c'è un clandestino perché lo prendono e lo portano dentro o lo sbattono fuori a seconda delle situazioni, nel senso che non può stare nella Città del Vaticano, e noi invece che siamo i più furbi praticamente abbiamo abolito il reato di immigrazione clandestina. Allora, mettendo fuori questi cartelli sono stato punito per la seconda volta. Oggi mi difendo, ovviamente già che sarò condannato perché ha già detto a tutti che ci sarà una punizione esemplare. Una punizione esemplare, e io gli dirò che me ne frego. Cioè io dico quello che pensa la gente, quello che penso io. Io sto in mezzo alla gente, non faccio come lei che vado in giro con la scorta e con tutti i paraculi intorno e con tutti, c'ha camerieri, questa parla, c'ha i camerieri che stanno lì, sono in 7-8 che aspettano, i messi che sono lì 7-8 che stanno lì fuori a aspettare i suoi voleri, ma stiamo scherzando. Ma la punizione in cosa consiste? Consiste che non posso più partecipare alle votazioni e alle commissioni, quindi non so per quante giornate. Certo sono più squalificato di Balotelli, però in questi anni neanche mi chiamano Giamburrasca del Parlamento, però io lo faccio sempre con un fine, non è che vado lì perché non so cosa fare. Spettacolo. Una volta mi tirava via sempre la parola, sono andato con il megafono e quando mi ha tirato via la parola ho parlato lo stesso, espulso, tutte cose di questo genere. Quando mi sono dipinto di nero, perché in Italia oggi più sei scuro e più hai diritti. Cioè, noi invece che siamo qua, che difendiamo la nostra gente, che siamo di questo territorio, invece non abbiamo diritti come loro. Lo sapete che i disabili gravi italiani prendono 12 euro al giorno?
12, e invece quelli che si considerano rifugiati politici, quelli che arrivano praticamente tutti, ne prendono 36. Il Un triplo. disabile italiano 12 euro al giorno, grave. 3 volte di più. 3 volte di più, ma è una cosa normale. Cioè, ma siamo in un paese, ma dove siamo finiti? Qui alla fine il rifugiato politico, il clandestino, è più tutelato della gente che è qua, della nostra gente che fa fatica ad andare avanti tutti i giorni, dei nostri disoccupati, dei nostri giovani. E poi c'è la legge Fornero, quella stronza della Fornero, scusate il termine, ma è una stronza, che ha lasciato a piedi 400.000 persone che non possono andare in pensione se non tra 3, 4, 5 anni, gente che non ha né più il lavoro e neanche la pensione. Ma come fa a campare? E poi parlano di Monti, di Renzi, di Letta. E le case popolari, l'ho detto sempre questo ieri in televisione, quindi non mi spaventa dirlo qua. Ma come si fa le case popolari piene di marocchini extracomunitari? La nostra gente deve star fuori, perché ci sono delle regole che fanno schifo. Allora, io vedo... Alla fine tutti i trucchi degli extracomunitari è che a un certo punto prendono un appartamento privato, poi non pagano niente, si fanno dare lo sfratto esecutivo, a quel punto hanno diritto alla casa popolare. Oppure arrivano in 5 e quindi in un posto magari, tra virgolette, dentro un garage, dicono io adesso ho diritto alla casa popolare. Ma stiamo scherzando, ma la nostra gente? È gente che ha lavorato una vita? Allora, Sono andato a vedere i centri di... Voglio dirti anche questo. Sì. Ultimamente sono stato anche in Sicilia, per vedere con i miei occhi, e questo in Lampedusa, Agrigento, eccetera. Lì ci sono questi clandestini, tempo 2 giorni, sono in giro dappertutto, e quando li spostano nelle varie prefetture d'Italia, che li mettono negli alberghi piuttosto che in stabili ricettivi, 2 giorni scappano e non sappiamo più dove sono. Ci sono 25 clandestini in giro per l'Italia che non sappiamo se hanno malattie, che cosa fanno, come fanno a campare, cioè lo capiamo tutti, hanno i telefonini, si mettono d'accordo uno con l'altro e ci costano circa 50 euro al giorno questi. Oggi tra l'altro la Padania, e mi pare solo Libero, ha messo in prima pagina, anche la frase pronunciata da uno degli scafisti fermati a Ragusa, no? Insieme a una famiglia e addirittura un ragazzino 14enne, suo fratello, istradato sulla stessa via dello scafismo, un bel mestiere redditizio, diciamo, anche grazie all'operazione Mare Nostrum. Ad ogni modo, lo scafista fermato dice, ma non c'è problema, dice agli altri arrestati con lui, tanto siamo in Italia e tra poco siamo liberi, no? Ha detto così, che mi sembra, diciamo... Questo governo che parlano tanto è il governo che fa uscire, siccome c'è troppa gente in carcere li facciamo uscire, se continua a uscire gente, ma no, allora, uno che si comporta bene in Italia, scusate il termine, è un coglione, perché ha qualcosa che si comporta male è tutelato. Cioè le forze dell'ordine sono prese in giro perché quando ci sono le manifestazioni gli tirano le pietre, gli spaccano le cose sulla testa, e poi cosa fanno? Se vedono uno che tocca con un piede uno per terra, il criminale, il poliziotto, e invece tutti gli altri sono dei santi. Ma stiamo scherzando? Ma qui è il mondo al contrario, cioè in carcere devono rimanere in carcere, tutto è finito. Non che qui, siccome c'è troppa gente nelle carceri, le facciamo uscire, perché quando vanno a rubare nella casa, nelle macchine, fanno, che ne so io, stupri, borseggi, cioè, ma queste cose qua, certo che ai politici con la scorta o con i paraculi intorno non gli succede niente. Io voglio combattere tutte queste cose, mi fanno schifo. E quando sono in Parlamento e dico queste cose mi viene poi nervoso, vengo espulso, ma dico quello che penso. In Europa per far sentire la nostra voce, portare a casa soldi e rispetto per il territorio, è lo slogan. Altra cosa che non siamo capaci di fare. Ci sono i soldi, noi mandiamo in Europa 14 miliardi all'anno di euro e ne portiamo a casa 9. Cioè, siccome siamo talmente ricchi che regaliamo altri 5 miliardi all'Europa dopo tutte le cose che succedono e che ci portano solo dei danni. Quindi dico, bisogna essere capaci di portare i soldi a casa nostra e di spenderli bene. E invece non li spendiamo e vanno a favore degli altri stati. E poi il rispetto. Ci vogliono rispettare, ma noi cosa siamo? Delle pezze da piedi che qua ci riempiono di clandestini, di porcheria, quando noi abbiamo problemi ad aiutare la nostra gente?
Bene. Questa è la realtà. Allora, abbiamo parlato con Gianluca Bonanno, adesso lo lasciamo alle amorevoli cure della Presidente della Camera Boldrini. Gianluca Bonanno, candidato per la Lega nella circoscrizione di Nord-Ovest alle prossime elezioni europee. In bocca alla Boldrini. Sicuramente non deluderò le attese se ce la farò, così almeno si vedrà un po' di cinema anche in quei posti dove dormono in piedi e l'unica cosa che sanno fare è mangiare e bere a tradimento. Beh, intanto in bocca alla Presidente, allora. Se l'avrà dura lei, non io. Auguri a Gianluca Bonanno, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci, ciao.